Inizia oggi Sotto la Vigna, un viaggio autentico nel cuore delle cantine italiane. Vi accompagneremo tra i filari, le botti e le degustazioni per incontrare le voci, le mani e le idee che danno vita al vino. Siamo in Lasi, nella zona del Soave, patrimonio agricolo di importanza mondiale, il primo che ha ricevuto questo riconoscimento in Italia. Ospiti di Cantina Sabaini, 115 ettari, 6 tenute, la terza generazione, un mosaico di suoli, filari dai diversi orientamenti e altitudini variabili. Andiamo a conoscerli. Quest'oggi ci troviamo a Monte Castello di Lasi, siamo a 250 metri nel cuore del comune di Lasi. La fortuna di questo territorio è una zona vocata alle uve della Valpolicella, quindi Corvina, Corvinone e Rondinella, ed è il nostro cru dedicato al nostro Amarone, vino principe di Verona, che nasce sul suolo unico. La fortuna di avere calcare bianco, la marna, il suolo vulcanico, l'unica matrice vulcanica della Val di Lasi la si trova proprio qui, ai piedi della rocca del Castello di Lasi. L'età media di questi vigneti supera i 25 anni, quindi una maturità importante delle uve che viene raccolta a fine settembre, primi di ottobre, al perfetto raggiungimento di qualità. Una lunga messa a riposo dei nostri grappoli per circa 100 giorni di appassimento e la realizzazione di un grande vino, il nostro Amarone della Valpolicella. Ciao Riccardo! Buongiorno Federica, benvenuta in Cantina Sabaini. Allora direi che è ora di iniziare, andiamo a vedere la cantina. Prima iniziamo dai vigneti? Iniziamo dai vigneti, poi tutto il tour della cantina e poi per una bella degustazione. Ottimo, ottimo. Cantina Sabaini nasce negli anni 30 in Val di Lasi. La particolarità della nostra valle è una zona di confine, quindi abbiamo il termine della zona della Valpolicella e l'inizio della zona viticola del Soave. Due ovviamente entità molto importanti per la produzione di grandi vini rossi come l'Amarone, ma grandi vini bianchi come il Soave. Quindi l'azienda agricola nasce negli anni 30 con il nonno e il bisnonno Angelo e successivamente il passo generazionale con Adolfo e quindi ufficialmente nel 2006 fonda la cantina. Fonda la cantina nel 2006 insieme alla mamma Mirka e successivamente siamo entrati in azienda poi noi giovani. Quindi quest'oggi siamo in cantina proprio nel quartier generale, quindi dove tutto nasce, dove tutto cresce, su una pergola veronese. E la fortuna ovviamente di questo territorio è che è un territorio che io tramando da 3 generazioni, quindi veramente è un compito importante riuscire a tramandare questo ed è fondamentale in questi anni anche lottare, anzi gestire al meglio il nostro clima. Cantina Sabaini in questo momento ha 115 ettari di proprietà. Diciamo che la fortuna, l'onere e il dovere della terza generazione è quella veramente di riuscire a gestire al meglio tutti questi ettari. Ettari che si suddividono per una grande parte in Valpolicella e una piccola parte restante dedicata al Soave, Pinot Grigio e Chardonnay. La terza generazione ha ovviamente il compito di riuscire a tutelare tutta questa terra e tutti questi ettari così importanti. L'azienda agricola è un passaggio generazionale continuamente, quindi raffigurando la terza generazione questo è l'impegno di noi giovani, mia e di mio fratello Alberto. La fortuna è di avere 6 tenute differenti che cambiano di entità territoriale ma soprattutto il terreno, il terroir che abbiamo. Dico sempre la vigna dove è piantata nasce e ne crea le caratteristiche. Quindi le caratteristiche speciali sono proprio dal terreno. Abbiamo un impasto di calcare bianco che è la matrice principale della nostra azienda, però più ci avviciniamo alla zona del Pronio di Lasi più abbiamo ghiaia e sabbia e quindi un terreno alluvionale, una buona mineralità, una bella tensione, più andiamo nella zona collinare più abbiamo la zona vulcanica, molta più potenza e allo stesso modo territori differenti, più sciolti, con più presenza di terra ma con anche più argilla, quindi complessità completamente differenti. E la fortuna altimetrica è quella di essere a 175 metri dove siamo adesso, attorno alla nostra cantina, e arrivare fino a 460 in un quarto d'ora in macchina. Quindi veramente uno sbalzo altimetrico importante che caratterizza al meglio i nostri vitigni autoctoni. Vitigni autoctoni che sono parecchi nella Sabaini, partiamo con Corvina, Corvinone, Rondinella e Oseleta, le nostre varietà principi dedicate
ai vini rossi della Valpolicella, poi partiamo con la Garganega dedicata al nostro Soave, per poi avere dei vitigni internazionali con una DOC molto importante, la Garda DOC, con lo Chardonnay e Pinot Grigio Garda. Quindi veramente un territorio variegato dove porta vitigni completamente differenti, però unici, legati da una matrice solida e unica del territorio. Devo pensare che l'età media dei nostri vini supera i 35 anni, quindi veramente è una storicità importante. Come diciamo sempre, il cambiamento climatico per noi viticoltori è uno dei temi più caldi e più importanti. Quest'oggi infatti ci troviamo sotto una pergola veronese. Ecco, proprio la pergola per noi è il punto saliente della nostra azienda. Qui soffriamo meno il cambiamento climatico. Vediamo che questa, diciamo, folta vegetazione riesce a proteggere al meglio i nostri grappoli. Ecco, proprio questo sistema fotovoltaico delle nostre foglie ci permette di maturare al meglio i nostri grappoli e tenerli nascosti. Con questo cambiamento climatico, con queste stagioni sempre più calde, sicuramente è uno dei sistemi di allevamento storici, tradizionali, quindi la pergola veronese, che al meglio sta nel veronese e ci fa affrontare meglio questo cambiamento climatico. Ovviamente poi l'irrigazione è fondamentale su tutti i vigneti, quindi nel momento di bisogno va irrigata la pianta in modo da così portare a termine una chiara e una buona maturazione dei nostri grappoli. Non solo vini rossi della Valpolicella, ma anche grandi vini bianchi, dicevamo prima. In questo momento stanno proprio scaricando le nostre uve Garganega, quindi andremo a vedere proprio il viaggio del grappolo d'uva in tutte le fasi, dalla pigiatura alla pressatura, in modo da così vedere veramente cosa si fa operativamente in cantina. Andiamo! Allora, in questo momento siamo in appassimento, quindi la tecnica fondamentale per produrre il grande vino della Valpolicella, che è il nostro Amarone, è l'appassimento delle uve. L'appassimento delle uve che è un'unicità importantissima. Dovete pensare che la più grande zona viticola dove si produce più vino passito al mondo è la Valpolicella. Quindi le migliori uve di Corvina, Corvinone e Rondinella vengono riposte all'interno dei nostri plateau per un appassimento di circa 90-100 giorni. Una perdita di peso di circa 35-40%, una concentrazione di tannini, una concentrazione di volume alcolico per creare un vino unico e così importante. E prima dei 3 anni l'Amarone non può essere messo in commercio, quindi un'unicità di una qualità unica e di una DOCG così importante. Federica, qui ci troviamo all'interno del nostro wine shop, inaugurato il 22 luglio 2022, per dare e far lanciare il marchio Sabaini, quello che è la nostra rappresentazione. Il nostro wine shop deve essere un luogo per tutti e quindi per la tradizione abbiamo mantenuto i vini sfusi della tradizione, ma soprattutto tutti i nostri vini in bottiglia, che sono 12 le referenze che rappresentiamo in questo momento su un territorio, come ti ho fatto vedere prima, molto ampio, tra bollicine, vini bianchi, vini rossi e vini dolci. Quindi questa è la particolarità. Il nostro wine shop deve essere accogliente, quindi un luogo dove poter con tranquillità fare delle bellissime esperienze di degustazione, quindi col tour della cantina dei nostri vigneti e una bella esperienza di degustazione, ma perché no, con la nostra comoda e-bike, così da poter esplorare i luoghi più impervi in comodità e con delle bellezze naturalistiche così importanti, come abbiamo visto questa mattina. La Val di Lasi è immersa in questo anfiteatro di natura, è una bellezza poter pedalare e poi sedersi per una splendida degustazione. Come siamo organizzati in Cantina Sabaini per accogliere tutti gli appassionati wine lover? Che offerte avete studiato? Il nostro wine shop nasce proprio come punto focale per rappresentare i nostri vini al meglio, quindi con degustazioni anche senza prenotazione, con tour in e-bike immersi all'interno dei nostri vigneti e quindi poter veramente scoprire dalle origini chi è Sabaini, tutta la storia, tutta la trasformazione delle nostre uve, fino ad arrivare a quello che siamo quest'oggi, quindi con la nostra degustazione. Degustazione che iniziamo dal nostro Soave DOC, annata 2024. Io direi, Federica, di fare un cincin di questa bellissima visita.
e quindi per noi il Soave per noi è il nostro vino più rappresentativo nei termini di vini bianchi, eleganza e mineralità. Nasce da un suolo alluvionale dove la ghiaia e la sabbia ne è protagonista, che quindi siamo a Santa Giustina, la vigna più vecchia di famiglia Sabaini, una vigna che ha circa 70 anni, su Pergola Veronese. Pergola Veronese che riesce a mitigare, come abbiamo visto prima, il nostro microclima. Selezione dei migliori grappoli, cella a frigo per 24 ore a 0 gradi, pressatura soffice dei nostri grappoli e poi la nascita di questo vino bianco. È il momento del Valpolicella, l'anima rossa di Sabaini. Assolutamente. E proseguiamo la degustazione con il nostro Valpolicella DOC, annato 2024, rappresenta per noi il vitigno storico della Valpolicella, quindi Corvina, Corvinone e Rondinella, un blend unico, uve fresche, raccolte nel mese di settembre. Valpolicella per noi deve essere la rappresentazione chiara del frutto e dell'eleganza, allo stesso modo la mineralità che dà al nostro territorio. Qui stavi raccontando prima wine shop e sala degustazione, ma non sarà l'unico luogo dedicato dove poter venire a fare delle degustazioni. Raccontami di questo progetto che avete in cantiere. Allora, il progetto in cantiere ovviamente è di allargare ancora di più quello che è l'offerta di stare da Sabaini, di stare in Val di Lasi, e quindi l'inaugurazione a breve di una nuova tenuta che si troverà nella zona collinare di Lasi porterà ad ampliare ancora di più questo pacchetto esperienziale nel poter far star bene chi viene a trovarci e nel far vivere al meglio i nostri prodotti, i nostri vini. Allora adesso assaggiamo il Valpolicella. Sì. Da quando nasce il brand Sabaini? Perché in realtà l'azienda è storica, ma il brand è abbastanza recente. Assolutamente, la Sabaini che vediamo quest'oggi è molto recente. Innanzitutto tutto viene inaugurato il 22 luglio 2022, come siamo detti prima, con l'inaugurazione del wine shop. Il brand Sabaini ha questa S rovesciata, una pennellata dell'architetto Guido Pigozzi, amico storico della mia famiglia, e con questa S, con questo cambio di colore su tutti i vini, si rappresenta Sabaini, una forma unica, una borgognota che contiene e dà entità di forma a tutte le bottiglie, e una pennellata. Stiamo assaggiando adesso il nostro Amarone, il nostro vino principe della Valpolicella, la nostra annata 2019, e proprio full black, quindi questo nero potente, nero notte. E per noi l'Amarone che assaggiamo quest'oggi deve essere una rappresentazione chiara di quello che dà il territorio, la selezione dei nostri migliori grappoli di Corvina, Corvinone, Rondinella e Oseleta, questa varietà migliorativa che noi aggiungiamo all'interno del nostro blend della Valpolicella, dedicata all'Amarone, Monte Castello di Lasi e Monte Tomelon. Li abbiamo visti questa mattina, i nostri due viniti più importanti e rappresentativi, per un lungo appassimento di 100 giorni delle uve. Nell'annata 2019 abbiamo avuto una bella maturazione dei nostri grappoli, un'annata dove ha piovuto quando doveva piovere, ma ha fatto delle bellissime giornate di sole. La fortuna quindi della 19 ha fatto 3 anni di affinamento, 50% in botte grande, 10% in barrique e tonneau nuovi, e restante secondo, terzo e quarto passaggio, un blend fra più legni e più contenitori, in modo da creare quello che è la rappresentazione del nostro territorio. Amarone, che è un vino importante, un vino che mantiene delle caratteristiche fresche ed eleganti sul territorio della Val di Lasi, ma allo stesso modo ha una longevità importante. Nonostante il tempo breve vi siete affermati con numerosi riconoscimenti. Assolutamente, per noi l'Amarone è il nostro vino principe del territorio e in questo momento sta riconoscendo dei grandissimi premi nazionali e internazionali. L'Amarone per noi è la rappresentazione chiara della qualità eccellente del nostro territorio, della selezione delle migliori uve e di un Amarone che è elegante, piacevole, non solamente potente, ma allo stesso modo ha questo tannino elegante e setoso. Proprio questo lo rende molto abbinabile alla nostra dieta mediterranea, ma a 360 gradi, quindi un Amarone che sia fresco ed elegante, ma allo stesso modo persistente. Questo è l'Amarone di Sabaini, quindi potente, elegante, con un carattere distintivo. Allora, Cinci. Ti ringraziamo per essere stato con noi a Sotto la Vigna e per averci dato l'opportunità di conoscere questo splendido territorio. Direi che ci sta. Grazie a voi, cincine al buon vino. Da Illasi è tutto. Oggi abbiamo brindato con Cantina Sabaini. In ogni vino c'è una storia e noi siamo qui per raccontarvela alla prossima puntata di Sotto la Vigna.